Va bene, comincio proprio direttamente io. Buongiorno a tutti. Allora, sì, no, basta, dai. Abbiamo pochissimo tempo. Dunque, io non so mica se voi sapete cosa siete venuti a sentire, perché questo è un incontro di taglio strettamente accademico fra specialisti di storia della Sardegna e uno che invece non è specialista per niente di storia della Sardegna e prende spunto dalla pubblicazione di 2 volumi di straordinaria bellezza e di straordinaria ricchezza che fanno parte della collana che l'editore Ilisso sta pubblicando sulla storia e l'archeologia della Sardegna. Sono i 2 volumi, appunto, il tempo dei Vandali e dei Bizantini e il tempo dei Giudicati, cioè in sostanza il periodo che noi comunemente chiamiamo il Medioevo. Queste presentazioni, che sono di solito appunto occasioni accademiche che si fanno davanti a un pubblico di 30 persone, qui per motivi a me ignoti la situazione è tutta diversa, e quindi cercheremo anche di non parlare soltanto in termini accademici, però un pochino lo faremo, perché questo è un dialogo appunto fra studiosi sui problemi che presenta oggi studiare la storia, il Medioevo sardo. La prima cosa da dire è che questa è un'opera appunto di storia e di archeologia. E questo è importante sottolinearlo perché forse non tutti sapete che l'idea che gli storici e gli archeologi collaborino per analizzare una certa zona in un certo periodo, che sembrerebbe l'uovo di Colombo, non è esattamente quello che è stato sempre fatto. Anzi, per cui ancora oggi, nell'anno di grazia 2024, è da salutare come, non dico una novità, ma una piacevole conferma, il fatto che esca un'opera in cui gli stessi problemi, che ne so, la nascita dei castelli e dei poteri signorili, il grande spopolamento del 300, ma anche prima, le invasioni arabe, che tutte queste cose vengano studiate da storici e da archeologi che, incredibile a dirsi, collaborano. Gli uni e gli altri in cuor loro pensando, certo che però quelli lì non capiscono niente, ma di fatto però collaborando, costringendosi a collaborare. E rinunciando a quello che invece archeologi e storici fino a un po' di tempo fa non solo pensavano in cuor loro, ma dicevano, e cioè noi di quelli lì possiamo anche fare a meno. Noi possiamo scrivere, come dire, ricostruire il passato senza bisogno di loro. No? Ecco. Dopodiché, la cosa più significativa che nota chi non è uno specialista di storia sarda è che la Sardegna, più credo di altre zone d'Italia, ha coltivato a lungo quelli che oggi invece gli studiosi più aggiornati non fanno fatica a chiamare pregiudizi o infatuazioni e voi capite che quando una regione con un'identità così forte, con un senso così forte anche del proprio passato, scopre che i propri studiosi, i propri specialisti vengono a dire ma guarda che non devi proprio credere a quelle... Ecco, voi capite che è un problema anche proprio di concreto rapporto fra la cultura, fra la ricerca storica e la società e la politica. Quali sono i pregiudizi che per tanto tempo venivano fuori nella storia del Medioevo sardo, anche degli altri periodi suppongo naturalmente, ma ecco, primo fra tutti direi l'idea di una Sardegna che ha sempre fatto da sé, una Sardegna che era un mondo a parte, un mondo che si sviluppava secondo i suoi ritmi, con pochissimo contatto con il resto del mondo, ma anche naturalmente quello di un'isola da sempre fieramente attaccata alla sua libertà, al suo autogoverno, capace di realizzare in certi periodi storici, proprio l'epoca dei giudicati, mi volto lì perché un attimo fa c'era la copertina del libro naturalmente, ma l'epoca dei giudicati e quindi l'epoca in cui la Sardegna era governata nel basso medioevo da questi re, che però si chiamavano anche giudici e che appunto questo volume dimostra che si tratta di una forma politica straordinariamente interessante, senza che ci sia bisogno di dire era lo Stato moderno che noi sardi abbiamo inventato prima degli altri o cose di questo genere, no? Ecco.
E poi l'altro mito, diciamo così, da distruggere nella storia di un'isola che, come tutta l'Italia, ha avuto la sua buona dose di invasioni straniere, di dominazioni straniere e di trasfusioni di capitale umano da tanti paesi diversi, come tutta l'Italia, forse anche più di certe altre zone d'Italia, ma certamente il mito è che tutto questo debba essere declinato nei termini di un paese prospero e modernissimo che a un certo punto viene aggredito e spolpato e dissanguato da invasori stranieri. Ecco, da quello che ho imparato da questi volumi, le cose sono un po' diverse. Guardo l'orologio perché naturalmente a me interessa moltissimo sentire, ai pochi spunti che avrò tempo di presentare, i colleghi che cosa hanno da farmi imparare in più, insomma, ecco. Allora, sul primo punto, e cioè una Sardegna che è tutt'altro che isolata, ma anzi è influenzata dal mondo esterno e collabora con il mondo esterno. Ecco, io mi ero preparato, come si fa nelle occasioni accademiche, una serie di accenni ai singoli articoli. Voi capite, sono 2 volumi prodotti da un gran numero di studiosi, tutti insieme, no? Adesso non starò a citare i nomi, ma comunque la Sardegna è stata per tanto tempo nell'impero romano largamente, profondamente integrata con quel pezzo dell'impero romano che noi oggi facciamo fatica a ricordarci che era uno dei cuori dell'impero, l'Africa. L'Africa che era romana e italiana, potremmo anche dire, tutto sommato, cioè molto legata all'Italia, ma poi legatissima in particolare alla Sardegna. Ora, se appunto questo legame della Sardegna con l'Africa era comune a tutta l'Italia in epoca imperiale romana, l'invasione dei Vandali significa che il legame della Sardegna con l'Africa si accentua ancora di più, perché i Vandali arrivano dall'Africa, hanno conquistato l'Africa. La Sardegna dei Vandali è una Sardegna integrata in un regno africano, che vuol dire sempre romano, sia chiaro, con una ristrettissima elite di Vandali al governo, ma è un mondo romano. Integrata vuol dire che i commerci vanno tutti in quella direzione, si commercia con Cartagine e si continua a importare quella cosa di cui molti di voi non avranno mai sentito parlare, che invece per noi è una roba di un'importanza straordinaria, la sigillata rossa. La sigillata rossa, cioè la ceramica da tavola prodotta nell'Africa romana e esportata verso tutto l'impero, che è una delle prove che gli archeologi ci hanno dato che il tenore di vita nell'impero romano era piuttosto alto anche a livello di massa, perché anche la gente comune mangiava in piatti importati dall'Africa. La sparizione della sigillata rossa è la prova di come con le invasioni barbariche l'economia del mondo mediterraneo si infrange. In Sardegna non sparisce, continua ad arrivare dall'Africa vandala. Poi più tardi, ma non tanto più tardi, i collegamenti fortissimi della Chiesa sarda con Roma, la Sardegna nell'epistolario di Gregorio Magno ha grande importanza e in Sardegna si discute delle stesse cose di cui gli ecclesiastici discutono nel resto del mondo greco-romano, no? Delle varie controversie, il monotelismo, l'iconoclastia. E poi passata quella parentesi che in fondo è l'epoca vandala, riconquista da parte dell'impero, di un impero che a quel punto è sempre più greco e sempre meno latino, pur essendo sempre l'impero romano. E lì i collegamenti sono con quel mondo geograficamente lontano, ma che però fino alla conquista araba della Sicilia mantiene un contatto ininterrotto con la Sardegna. E in Sardegna arriva clero greco, arriva la lingua greca, che per secoli diventa poi proprio la lingua del potere nell'isola. E, insomma, il volume sull'epoca dei giudicati, che ha scritto il collega l'articolo iniziale scritto dal collega Alessandro Soddu, è dedicato alle relazioni diplomatiche. Ora, chi comincia la storia di una regione dal 1000 in poi parlando delle relazioni diplomatiche? Lo fa chi vuole togliere di mezzo certi stereotipi sull'isolamento.
e vuole invece dimostrare che per studiare quel mondo bisogna sapere appunto che chi governava la Sardegna, i giudici, aveva contatti continui, faceva venire, come tu scrivi, operatori economici e maestranze qualificate, flotte, eserciti, chierici, monaci, ecco. E poi c'è ancora un ultimo stereotipo che appunto viene denunciato in questo secondo volume, penso all'articolo di Luciano Gallinari, no? Che è proprio dedicato alla polemica con gli stereotipi. Arrivano gli aragonesi e lo stereotipo è la fiera resistenza degli isolani contro l'invasione straniera. E invece non è così, è più complicato, non si può più pensare a una resistenza nazionalistica di tipo moderno, no? Al contrario, c'è un continuo contatto, fusione. Tanto che voi avete fatto fare anche un articolo sulla globalizzazione mediterranea a Sergio Tognetti, in cui appunto lui, volutamente in modo provocatorio, dice: avete sempre raccontato che i genovesi, i pisani, poi gli aragonesi sono venuti, hanno saccheggiato, ma vi rendete conto che sono quelle presenze forestiere così abbondanti che hanno portato capitale, hanno portato impresa, sono loro che hanno creato, i pisani, i genovesi e poi i catalani, che hanno creato la nuova Sardegna delle città che si rivoluzionano, dei porti, delle chiese romaniche. Sono loro che hanno creato la potenza dei giudici, i quali non sono concepibili senza l'alleanza con Genova, per esempio. Sono loro che hanno creato Sassari, con la sua popolazione mista, no? Di liguri, di pisani, di sardi. Per cui alla fine Tognetti dice, fino a un po' di tempo fa anche grandi studiosi, cita John Day, parlava di Sardegna coloniale. O invece tutte queste energie che arrivano da fuori creano un mondo nuovo, ricco, che poi a un certo punto indubbiamente subisce un degrado e una crisi. Io devo dire che qui subentra lo studioso che, non sapendo quasi niente, ahimè, di storia sarda, sa però quali sono i problemi con cui di solito ci si confronta quando si studiano vuoi le invasioni barbariche, vuoi la crisi del Trecento, e quindi la curiosità dello studioso è di dire ma vediamo i colleghi sardi su queste cose che idee sono arrivati a formulare, no? Ecco. E allora appunto, andando con ordine, voi sapete, scusate, parlo sempre, le invasioni barbariche. Da parecchio tempo ormai gli storici hanno rinunciato all'idea che l'impero romano è un mondo che crolla all'improvviso perché arrivano orde di barbari coperti di pellicce che galoppano con le fiaccole accese in mezzo alle rovine delle città romane. Da molto tempo noi sappiamo perfettamente che l'unico desiderio dei barbari era di insediarsi in quelle città, di andare al circo, di godersi le corse dei carri, di vivere nei palazzi, di commissionare statue e così via. Come quel mondo si sia lentamente degradato dopo l'arrivo al potere dei re barbari è un grande tema, però oggi è abbastanza sicuro che si è lentamente degradato. Poi, siccome il nostro mestiere va sempre a pendolo, adesso sono già comparsi i primi che dicono no, non è vero, avete sottovalutato il trauma, il crollo, ma insomma noi siamo cresciuti invece imparando che bisogna parlare di trasformazione del mondo romano. E qui la Sardegna dà una verifica assolutamente perfetta, ecco, perché in Sardegna questa continuità si vede meravigliosamente, si vede che la penetrazione dei Vandali non ha quasi nessun impatto, si vede che la vita continua sui modelli romani e la riconquista bizantina non è un trauma, perché nulla è cambiato sostanzialmente, ecco. Poi certo, il mondo romano, anche lui era capace di trasformarsi da solo, non aveva bisogno di invasioni per trasformarsi, non c'è nessuna società, nessuna economia che rimanga ferma, mai. E quindi poi la Sardegna romana del VII, VIII secolo, IX, che risponde a Bisanzio, certo si trasforma nettamente, ma si trasforma come si trasforma l'Asia minore nella stessa epoca.
perché emerge una militarizzazione della società, emergono nuove aristocrazie, e nuovi modi di governare facendo finta di seguire le vecchie regole, ma di fatto creando cose nuove, come saranno appunto i giudicati. Ecco, in tutto questo devo dire che la Sardegna è veramente un esempio straordinario di come il mondo romano sia sopravvissuto alle invasioni barbariche e forse tutto sommato un po' meno a quelle arabe. Sapete, nel nostro mestiere quando si parla di invasioni barbariche salta sempre fuori prima o poi il nome di un grande studioso di 100 anni fa, un belga, Henri Pirenne, il quale per la prima volta 100 anni fa disse: ma ragazzi, ma siete proprio sicuri che sono i germani che hanno distrutto l'impero romano? Perché non è che invece l'impero romano ha tirato avanti lo stesso, comunque la società e l'economia romana, e che la vera botta gliel'hanno data le invasioni arabe. Tenete conto che le invasioni arabe vogliono dire che un pezzo del mondo romano, che noi facciamo fatica a ricordarci, appunto parlavo prima dell'Africa, ma il Medio Oriente, la Siria, l'Egitto, quello era mondo romano al 1000 per 1000, anzi nel tardo impero era il cuore dell'impero, era il cuore del cristianesimo, e le invasioni arabe che portano via tutto questo pezzo dell'impero romano e della cristianità un impatto l'avranno avuto. La storia della Sardegna, una grande svolta indubbiamente è l'invasione della Sicilia, perché quando gli arabi conquistano la Sicilia le comunicazioni con Costantinopoli per la Sardegna diventano molto più difficili e lì c'è una svolta indiscutibile. Così come sembrerebbe indiscutibile che quegli abbandoni di località abitate, di città abitate lungo la costa, ecco, più che anche se su quello si discute naturalmente, perché capite, quando l'archeologo ti dice qui c'era una città importante, chiaramente prospera, io lo vedo dai magazzini, dalle mura, dal porto, e poi il VI-VII secolo, no, VII-VIII secolo è stata abbandonata, direi proprio VIII, anzi, sì. Dopodiché tu all'archeologo chiederesti perché è stata abbandonata e l'archeologo ti dice questo non lo devi dire tu, è lo storico che deve provare a dire perché, ma le invasioni arabe sembrerebbe un buon candidato. 5 minuti, l'altro grande momento di trasformazione davvero drammatico, ecco lì invece non è più, io non ho più percepito la consolante conferma che la Sardegna è un posto interessantissimo con una sua storia dove però bene o male riconosci delle problematiche che sono analoghe ad la crisi che subisce la Sardegna del 300 è impressionante, devo dire. Per carità, tutti abbiamo studiato a scuola dei manuali dove c'è un capitolo che si intitola La crisi del 300 e tutti sappiamo che è arrivata la peste, che c'è stato spopolamento e così via. Però sapete, quando uno studia altre zone d'Italia nel 300, quello che vede, e questo vale anche secondo me per il resto d'Europa tutto sommato, anche se lì uno vede una società straordinariamente ricca, complessa, sofisticata, con un'arte straordinaria e anche già certe tecnologie, no? Le armature, i metalli. Ecco, su questa società si abbatte una serie di sciagure, carestie, peggioramento climatico, guerre più frequenti di prima e più distruttive, e poi il ciclo delle pesti. È chiaro che ogni volta la catastrofe che avviene in quel momento ti dà una botta. Ormai siamo attrezzati dopo il 2020, no? A capire come succedono queste cose. E sappiamo anche che l'anno dopo te ne sei dimenticato e che tutto è ripreso. La sensazione è che l'Europa, sia pure con una popolazione dimezzata all'inizio del 400, perché le epidemie di peste veramente sono pesanti, però l'Europa non è arretrata, non è diventato un altro mondo, non ha visto sconvolti i suoi quadri politici, culturali, abitativi e così via. Ecco, la sensazione che ho avuto io, ma ripeto, io leggo di queste cose per la prima volta, è che in Sardegna sia stata più pesante questa cosa. Il fatto della scomparsa di centinaia di villaggi, che sono cose che in Germania e in Inghilterra io ho sempre letto che anche loro vedono scomparire i villaggi. Io che studio l'Italia del Nord mi sono sempre detto, ma sarà anche così. Però da noi, sì, certo che scompaiono alcune località abitate, piccole località abitate, ma da voi scompaiono villaggi con 150 fuochi,
con la chiesa parrocchiale. Nelle zone che conosco io, villaggi che nel 200 sono parrocchie, perché spariscano. No, non succede. Lì veramente è un trauma. Scompaiono delle città. Allora lì veramente quello è un punto su cui vale la pena di continuare ulteriormente a approfondire, perché il discorso è certo, le guerre, sì, ma le guerre nel 300 appunto ci sono un po' dappertutto, no? La peste, certo, però ecco, la curiosità che a me rimane è solo un'impressione superficiale mia, che ho collegato troppi puntini, che in Sardegna davvero lì ci sia un rimescolamento, è davvero la fine di un mondo e poi se ne costruisce un altro che conosceremo meglio quando sarà uscito il prossimo volume della serie a cui mi si dice si sta lavorando. Allora, intanto ringrazio davvero tanto Alessandro Barbero per aver accettato, anche da parte dell'editore Ilisso, l'invito a leggere questi 2 volumoni che non vedete fisicamente ma sono veramente importanti e quindi di averci regalato questa lettura della storia della Sardegna che permette, insomma, davanti a un grande palcoscenico che non è solo questo presente ma è quello della fedeltà barberiana, potremmo dire, di diffondere e in un certo senso riabilitare, per via di tutti quei pregiudizi dei quali ha parlato, la storia della Sardegna. Gli spunti, gli stimoli, le domande che ci ha posto, che ci pongono quasi come degli esaminandi, no? In una sorta di commissione, porterebbero via per le risposte tanto tempo evidentemente, quindi tenteremo di dare, così di sottolineare alcuni aspetti, ognuno per il proprio ambito evidentemente, ma io partirei da un aspetto che il professor Barbero ha toccato, quello del mito, ha parlato spesso del mito anche storiografico evidentemente e degli stereotipi. Ecco, la Sardegna paga davvero tanti di questi stereotipi che in parte sono dovuti al modo in cui la Sardegna, i sardi e la propria storia sono visti e percepiti, in parte anche al modo con il quale gli stessi sardi guardano alla propria storia. Mi viene in mente la nota pubblicità della birra, di un marchio di birra, dove i sardi sono presentati come ancestrali, c'è un riferimento sempre a anzi non un'antichità, a una preistoria, quasi a un tempo, a un'isola senza tempo, l'isola del mito. Poi c'è chi addirittura ha voluto identificare quest'isola con il mito quello, virgolette, vero, e qua però non entriamo, e in questo spot non c'è alcun riferimento al Medioevo, per esempio. E invece questa operazione storiografica del tempo dei, che è partito col tempo dei Nuraghi, il tempo dei Fenici, il tempo dei Romani e poi dei Vandali, dei Bizantini e il tempo dei Giudicati, restituisce alla Sardegna, alla storia della Sardegna e ai sardi il tempo, cioè che è anche il tempo dei sardi, perché è proprio vero che questa nostra storia è sempre stata, o meglio non sempre, ma spesso è stata presentata come una sequenza di dominazioni, come se appunto i sardi fossero stati sempre dei passivi protagonisti di appunto un succedersi di dominazioni. E invece, come ha detto giustamente il professor Barbero, c'è una lunga età che sostanzialmente è una lunga età romana, poi la chiamiamo bizantina, ma la parentesi vandalica è seguita da un ritorno alla romanità. Ecco, quindi abbiamo a che fare con anche un tempo lungo. I tempi della Sardegna sono tempi lunghi, molto lunghi. Anche il Medioevo sardo, che rispetto alle date convenzionali inizia prima e finisce dopo, è un tempo appunto nel quale si verificano tutta una serie di fenomeni storici, di esperienze politico-istituzionali, sociali, economiche, che
dimostrano proprio la presenza dei sardi nel tempo, il loro protagonismo, senza necessariamente dover esaltare e trasformare tutto questo in qualcosa di unico e di addirittura anticipatore di chissà quali modernità. Ecco. Un'ultima cosa che vorrei sottolineare, perché la romanità che è stata più volte evocata per la Sardegna ha un significato speciale, perché fin dalle fonti, diciamo, classiche, anche altomedievali, alla Sardegna romana, la Sardinia, che è il nome romano della Sardegna, viene contrapposta a una barbaria, che sarebbe la Barbagia, cioè le aree interne. Andando a sfogliare, a studiare meglio ciò che è contenuto in questi volumi, si apprende che questi barbaricini, cioè dei piccoli barbari, in realtà parrebbero provenire dall'Africa, quindi in realtà è nel periodo oltretutto arrivati per via di una deportazione operata dai Vandali, che erano i veri barbari, quindi insomma i Vandali ex barbari che deportano dei berberi, cioè i Mauri, che diventano barbaricini, cioè piccoli barbari agli occhi dei sardi, che però sono i romani, sono i romanizzati. Quindi è una complessità che va oltre gli stereotipi, e questa visione, se volete, anche che pretende di dividere appunto i veri sardi dai continentali, cioè da coloro che vengono da fuori, quest'idea che tutto ciò che arriva dal mare è apportatore di disgrazie e di rovina. È esattamente il contrario, ed è vero però che c'è ancora tanto da fare e da studiare. Grazie, buongiorno a tutti. Io mi ricollego a quanto hanno già detto Alessandro Barbero e Alessandro Soddu su questo problema di come la Sardegna viene vista all'esterno, anche perché io non sono sarda, sono una continentale, come ha appena detto Alessandro Soddu, ma vivo in Sardegna da 30 anni e quindi mi sto occupando ovviamente degli studi archeologici, perché sono un'archeologa. Quando io sono arrivata in Sardegna mi sono imbattuta esattamente in questi aspetti, quindi da un lato il mito e dall'altro invece la non conoscenza di determinati periodi della storia e dell'archeologia sarda. Quindi quando la casa editrice ci ha proposto di coordinare, inizialmente doveva essere un unico volume che doveva coprire addirittura 1000 anni, sono stata molto contenta proprio perché sulla base della mia esperienza personale sentivo l'esigenza di trasmettere anche fuori un messaggio che fosse diverso. La genesi di questi due volumi è stata decisamente abbastanza complessa, così vi do un dato: abbiamo fatto 18 versioni di indice prima di arrivare all'indice definitivo, e poi anche su suggerimento della casa editrice abbiamo deciso di dividere in due volumi, perché si trattava di un materiale veramente molto molto ampio. Ecco, quello che noi volevamo trasmettere con questi volumi, sia dal punto di vista archeologico che dal punto di vista storico, e forse penso che ci siamo riusciti da quanto abbiamo sentito, è il fatto che la Sardegna in tutti i periodi storici ha fatto parte di un sistema. Ecco, questo è un dato assolutamente importante. Noi ci occupiamo degli aspetti archeologici, quindi di tutto quello che è lo studio dei materiali, lo studio degli edifici, le stratigrafie, che sono molto importanti, e abbiamo utilizzato questi dati all'interno di questo volume, di questi due volumi, proprio per cercare di capire qual era la storia della Sardegna, ma in un contesto molto più ampio, ed è stato confermato infatti quello che appunto abbiamo voluto scrivere in questi libri, cioè la Sardegna è parte di un sistema che cambia a seconda dei periodi politici, delle dominazioni, chiamiamole così, comunque delle varie fasi storiche, ma comunque non è mai una regione isolata, ma è una regione sempre collegata sia come pensiero, sia sotto tutti gli altri aspetti della vita, a quello che è appunto il singolo periodo di appartenenza. Se poi mi si consente un ultimo secondo, vorrei sottolineare che
a tutti e 2 i volumi hanno partecipato giovanissimi ricercatori e ricercatrici, cioè persone appena specializzate o appena dottorate, e questo ci fa molto piacere perché noi siamo professori universitari e quindi ci fa piacere vedere che ci sono ricerche nuove che stanno già dando risultati importanti, e sicuramente questo arricchirà molto la conoscenza sulla Sardegna di questi 2 secoli, di cui il primo periodo, cioè quello che è nel primo volume, è forse il più sconosciuto di tutti, quindi con grande orgoglio diciamo che abbiamo contribuito alla conoscenza. Buongiorno a tutti, io sono Sabrina Cigi, anch'io archeologa. Voglio partire proprio da alcune parole di Alessandro Barbero sul fatto che finalmente archeologi e storici hanno lavorato insieme. Allora, noi archeologi alto-medievisti, come a me piace definirmi, abbiamo questo dissidio interiore perché di fatto siamo un po' l'uno e l'altro, perché essendo un periodo dove ci sono fonti scritte, per forza usiamo sia le fonti scritte che quelle materiali. Ora, qual è stata una delle difficoltà di questi 2 volumi? Quello di parlare di questo periodo per noi noto, però raccontarlo e renderlo anche di facile lettura, se vogliamo. Ora, noi archeologi, forse lo sapete, ci stracciamo le vesti letteralmente davanti a un coccio così piccolo di cui ce lo guardiamo da una parte e dall'altra, guardiamo l'impasto, guardiamo gli inclusi, che sono dei piccolissimi pezzettini di inerti inseriti nell'impasto. Direte, vabbè, contenti voi. Ok, da quello noi riusciamo a datare uno strato, ma questi coccetti non potevamo raccontarli in un volume così, se no avremmo fatto un altro volume. Quindi anche la scelta di ciò che da rappresentare, le immagini e quant'altro, soprattutto che fossero parlanti, quindi dicevamo della continuità delle importazioni dall'Africa, e poi tutto cambia, quindi non più sigillata, non più quelle anfore che conosciamo tutti, quelle allungate, quelle slanciate, ma a un certo punto abbiamo le anfore globulari, chiamiamo noi. Ma questo perché? Perché portavano vino buono, portavano un vino prodotto in Sicilia, in Italia meridionale, perché cambiano i commerci. Quindi questo per quanto riguardava la ceramica, e i muretti, di fronte ai quali noi archeologi lo stesso ci stracciamo le vesti, perché trovare un muretto, ragazzi, in uno scavo ci dice tanto, non era tanto parlante. Allora lì abbiamo ragionato sulle immagini da proporre, e poi questa grande sfida delle ricostruzioni grafiche. Lì veramente è stato bellissimo ragionare, lavorare insieme ai grafici che parlano un linguaggio diverso dal nostro. Quindi spesso io ho lavorato per esempio alla ricostruzione del battistero, di un battistero che è presente nel volume, dove il primo bozzetto era la classica mamma col bambino che di fronte al vescovo perché il figlietto ricevesse il battesimo. Noi che capelli dritti, no, il battesimo a quell'epoca si faceva solo agli adulti. Detto questo, io credo che anche per me sia stata un'esperienza bellissima, quindi anzi colgo l'occasione per ringraziare tutti, perché sia Elisso che i colleghi, e mi fa piacere essere qui con voi adesso a parlarvene. Grazie. Grazie a tutti, grazie professor Barbero, grazie professor Soddu per questa magnifica presentazione e soprattutto per gli spunti adesso nei pochi minuti che restano che ci danno modo di spiegare la ragione e cosa ci ha guidato. Innanzitutto ritorno sulla collaborazione tra chi vede la storia da parte dei documenti d'archivio e chi la vede da parte dei resti materiali. Quando si lavora assieme, ho avuto tante esperienze in questo, anche in altri contesti, i dati coincidono spessissimo. Posso fare solo un esempio. Un castello medievale, pisano sicuramente, di epoca pisana, alle porte di Cagliari, Baradoli Monastir, fu abbattuto, dicono le fonti, dai pisani nel 1309 prevedendo la conquista aragonese, per cui per non lasciare fortilizi, forse questo non è neanche raccontato, però insomma per ciò che è raccontato potete vederlo nei libri. Venne abbattuto nel 1309, lo scavo archeologico ci dice la stessa cosa, un abbattimento
interno, per cui è naturale che lo storico, l'archeologo, ma non solo, il paleoclimatologo, il geologo, dovrebbero collaborare. Il nostro sforzo è sempre quello di collaborare in maniera interdisciplinare, non multidisciplinare, ognuno fa il suo, anche interdisciplinare, scambiandoci le conoscenze per poter giungere a conclusioni, a passi ulteriori nella conoscenza di questo periodo affascinante. La seconda cosa, hai citato il trauma del '300. Gli studi più recenti stanno confermando che, a differenza di altre realtà europee dove il crollo demografico e il crollo economico ha generato poi maltosianamente una spinta poi al ripopolamento, alla crescita anche maggiore probabilmente di quella duecentesca, per la Sardegna invece è stato un trauma di cui forse ancora paghiamo le conseguenze. Anche solo vedendo il paesaggio, con vaste lande spopolate, dove magari siamo certi che fino al 300 esisteva un popolamento sparso, le campagne erano popolate di piccolissimi villaggetti, con parrocchie, la documentazione ci dice che avevano i curati in ognuno di questi villaggetti. Questo spopolamento permane tutt'oggi, soprattutto nelle coste. È forse soppiantato attualmente dal ripopolamento turistico, dei villaggi turistici che vivono solo d'estate. Per cui le tracce restano ancora oggi e gli studi sulla demografia ci dimostrano che la ripresa fu lentissima. Nel 400, nel 500 abbiamo ancora i segni della crisi trecentesca, devastante, perché fu un susseguirsi di carestie, di cambiamento climatico. Ecco perché io vado alla ricerca di paleoclimatologi che possano aiutarci per le isole Baleari, per Minorca, che è un tiro di schioppo della Sardegna, è accertata una crisi climatica, una piovosità estrema alla fine del 200, e chi ha compiuto questi studi ha detto: attenzione, la crisi delle Baleari non fu dovuta solo all'invasione aragonese, ma probabilmente fu dovuta anche, forse soprattutto, a una crisi climatica. Ovviamente la storia è complessissima, lo sappiamo, e tutta una serie di fattori convergono. La guerra, 100 anni di guerra, insomma, dapprima gli Arborea contro i Pisani, il giudicato d'Arborea contro i Pisani, poi gli aragonesi contro i Pisani, poi il regno di Arborea contro gli aragonesi. Insomma, 100 anni di guerre, la popolazione era stremata, unito alla peste, che probabilmente incise meno in quanto il territorio, la popolazione era già provata da altre gravissime situazioni. Hai ragione. Questa crisi ha inciso molto più profondamente che in altri contesti. Io siccome abbiamo ancora un momento, proporrei ancora un tema che, come Alessandro sa, mi stuzzica in modo particolare, che è quello appunto del concetto di regno e di re. Partiamo dal punto d'arrivo. Ieri sera a cena qualcuno scherzava, no? Mi dice: ma non c'è proprio nessuna possibilità di rifare un regno di Sardegna come era col Piemonte, la Liguria, la Sardegna? Ecco, sappiamo tutti che è esistito un regno di Sardegna, no? E che i Savoia, prima di diventare re d'Italia, se hanno voluto essere re, loro erano conti, poi pagando una cospicua bustarella all'imperatore hanno potuto diventare duchi all'inizio del 400, gli stava un po' stretto essere solo duchi,
come agli altri sovrani europei della stessa stazza, no? In Baviera, in Sassonia, tutti prima o poi speravano di diventare re. I Savoia riescono a diventare re all'inizio del Settecento, quando alla fine di una delle tante guerre, essendo per quella volta dalla parte giusta, ottengono una ricompensa, che prima è la Sicilia, che è un regno, e quindi possono essere intitolati re di Sicilia. Poi dopo qualche anno, con il loro grande sconforto, li costringono a scambiare la Sicilia con la Sardegna. Mi spiace doverlo dire, ma ci sono rimasti male, perché effettivamente il livello di ricchezza era diverso. Ma la Sardegna era anche lei un regno. Adesso so che la dominazione sabauda in Sardegna non è particolarmente un periodo stimato nella memoria sarda, e credo di poter dire che la cosa più importante della Sardegna, in effetti per i Savoia, è che era un regno. Perché il punto è che in quella società politica creata tra Medioevo ed età moderna, i titoli non te li potevi inventare a casaccio. I titoli erano ancorati a dei territori e la Sardegna era un regno. Dopodiché è molto interessante andare a vedere perché la Sardegna era un regno. E lì il punto di partenza è proprio nel passaggio tra un volume e l'altro, nel passaggio tra il tempo dei bizantini e il tempo dei giudicati, quando i governatori bizantini dell'isola si trasformano lentamente in una dinastia locale. Erano dei funzionari, portavano un titolo bizantino, arconti si chiamavano, no? Poi col distacco progressivo dalla corte, dall'impero, da Costantinopoli, e la Sardegna appunto a cavallo dell'anno 1000 entra in un altro sistema, entra nel sistema latino, rientra anzi nel sistema latino dopo una parentesi in cui prevaleva, no, l'influenza greca. E allora il titolo di arconte, il greco progressivamente viene sostituito dal latino come lingua dell'amministrazione. Bisogna decidere come chiamarsi. E qui la cosa appunto assolutamente affascinante è che questi dinasti, che ormai governano l'isola senza più dover niente a nessuno, salvo che a un certo punto si frantuma questa dominazione, alla fine nascono 4 di questi principati. Ecco, ovunque sul continente li avrebbero chiamati genericamente principati. Questi che li governano alternano il nome con cui si presentano al mondo, no? Tra il nome di giudici e il nome di re. Per volontate de Donnu Deu, re per volontà di nostro Signore Iddio. Ecco. Allora, il problema che io mi ponevo è, su questo titolo di re appunto si è giocato tanto, no? È a questo che pensavamo quando dicevamo prima quando si diceva la modernità, queste cose che in Sardegna c'erano già, quando altrove non c'erano, lo Stato moderno e così via. Qui non è questione, soprattutto non è questione per me che non sono uno specialista, di discutere quali caratteri questi re avessero davvero in comune con gli altri re, e certamente però ne avevano molti, per volontà di Dio, e la moglie era la regina. Però ogni tanto, anziché dire io sono il re, dicevano io sono il giudice, e devo dire che da nessun'altra parte al mondo c'è un re che ogni tanto si dimentica che lui è il re e usa un altro titolo. Qualcosa di un po' strano c'è. Quello che a me intrigava era provare a immaginare cosa ha fatto sì che il primo che ha detto io adesso scrivi Rex, il primo che al suo cancelliere ha detto guarda che dobbiamo scrivere in latino, e come mettiamo? Metti Rex. Cosa aveva in testa il primo che ha deciso? Gli altri sono venuti dopo naturalmente, no? A ruota. E lì non si può fare a meno di pensare che nella cultura politica romana naturalmente, mentre per noi re vuol dire qualcosa di abbastanza significativo tutto sommato, ecco, suona molto bene, e io con i miei studenti faccio una certa fatica a spiegare che un imperatore e un re sono 2 cose diverse, ecco. Nella cultura politica dell'impero romano il re vola abbastanza basso, cioè è il re di quel popolo lì, è il re di quel popolo barbaro, l'imperatore è il capo e i re stanno sotto, no? Questa è l'unica cosa che mi è venuta potenzialmente in mente. Però in ogni caso, sia come sia, questa cosa attecchisce, per cui poi nel XII secolo uno di questi re, Barisone
no, re o giudice di Arborea, riesce a convincere l'imperatore Federico Barbarossa, che è l'imperatore, quindi lui può decidere, a incoronarlo re di Sardegna. Ovviamente come si fa? Un'enorme bustarella. E chi la paga? I genovesi, alleati di Barisone, re di Arborea. Però a quel punto esiste un re di Sardegna. Non dura tantissimo, ma ormai l'idea è in circolo, quindi poi Federico II, quando vuole inventarsi un titolo di re perché vuole che suo figlio Enzo sia re, lo fa re di Sardegna. E quando poi arrivano gli aragonesi, a quel punto l'idea del regno è ben radicata. E Giacomo d'Aragona nel 1297 va da Bonifacio VIII e convince Bonifacio VIII a nominarlo re di Sardegna. A partire da quel momento il titolo di re di Sardegna è sul mercato, diciamo così, ecco. Chi possiede la Sardegna può dire di essere re. Al re d'Aragona non è il titolo che serve, al duca di Savoia serve da matti invece, e quindi questo spiega come nasce poi il regno di Sardegna. Ma appunto, cosa avevano in testa questi arconti quando per la prima volta hanno detto no, io sono il re? Verrebbe da dire, i sardi sono anche strani. Però, a parte la battuta, noi non abbiamo la documentazione che ci permetta di chiarire proprio la fase del passaggio dagli arconti ai giudici o re, ma abbiamo una situazione tale appunto nel X secolo e poi nell'XI maturo già di fatto la presenza nei documenti di questa duplice intitolazione. Ma se possibile è ancora più complicato, perché nella gerarchia dei titoli all'interno dei giudicati il giudice o re titolare si intitolava più spesso giudice, mentre invece ad avere il titolo di re era il figlio primogenito associato al trono, quindi gerarchicamente inferiore, subordinato, certo l'erede al trono, però il titolo più importante era quello di giudice addirittura, e regina, come hai detto giustamente bene tu, era la moglie. Questo titolo evidentemente affiora, questa scelta consapevole, ovviamente affiora per iniziativa non tanto o soltanto dei giudici o re di Cagliari, di Arborea, di Torres e di Gallura, ma certamente per iniziativa o perlomeno per il lavoro degli intellettuali, lo studio degli intellettuali di corte, sui quali sappiamo pochissimo. Perché? Perché quando i giudicati entrano nell'orbita occidentale, soprattutto nell'orbita del papato, aderiscono alla riforma di XI secolo, c'è la ristrutturazione delle diocesi, l'arrivo dei monaci, insomma tutto quel circolare di uomini, di idee, di maestranze, eccetera. Quello che chiedono i giudici è proprio anche l'invio di uomini capaci di tradurre anche in documenti scritti la propria ideologia, che è un'ideologia che fa tesoro, consapevolmente o meno, delle ascendenze greche, tant'è vero che nel giudicato di Cagliari si fa uso ancora del greco e addirittura i giudici di Cagliari hanno un nome dinastico, un unicum. Ogni giudice di Cagliari alternativamente si chiama Torchitorio o Salusio, o meglio, prima Torchitorio poi Salusio, la sequenza è questa. E addirittura essendo anche le donne, ben prima di Eleonora d'Arborea, che è la più conosciuta, la giudicessa più conosciuta, avevano uguale diritto a assumere il titolo giudicale, il titolo regio. Una giudicessa di Cagliari, Benedetta, utilizza nei propri documenti la bulla plumbea, il sigillo, e lei si intitola Torchitorio, quindi è Benedetta Torchitorio, quindi un nome femminile e il nome dinastico maschile. Quindi una certa consapevolezza c'è, però appunto noi vediamo il processo quando è già decisamente avviato, quindi riuscire a trovare le radici è molto difficile. Però tornando a Barisone è interessante notare questo. Barisone, grazie ai genovesi ai quali chiede, dai quali ottiene un prestito che poi non restituisce, e quindi si apre una vertenza che dura per decenni,
e che rischia di far fallire il giudicato di Arborea, ecco, Barisone si fa incoronare re di Sardegna non avendo assolutamente il controllo della Sardegna, aveva a malapena il controllo del giudicato di Arborea. Qualche decennio più tardi, dopo la morte di Barisone d'Arborea, c'è un giudice cagliaritano, Guglielmo, che è figlio di un giudice cagliaritano e di una marchesa di Massa, ed infatti è più noto come Guglielmo di Massa, ma in realtà le fonti chiariscono che è figlio, diciamo, le sue origini massesi o diciamo marchionali sono per parte di madre, conquista quasi tutta la Sardegna e non aspirerà mai ad essere diciamo incoronato re di Sardegna. Perché? Perché gli bastava essere potentissimo e controllare realmente praticamente tutta la Sardegna, e diventa l'arbitro ferocissimo, peraltro, perché insomma utilizza sistemi anche abbastanza brutali per sottomettere tutti i vari giudici, rapisce, violenta, ne combina di tutti i colori, e tutto sommato però dimostra che ancora una volta che nell'ottica dei contemporanei questa ossessione per il titolo reggio, almeno relativamente ai singoli giudicati, ma addirittura per tutta l'isola, non c'era. A me pare che questa ossessione sul fatto che i giudici fossero o meno dei veri re sia più un'ossessione degli storici che non degli uomini del Medioevo. Ecco, questa è la mia idea. Sì, giusto una chiosa a quello su cui concordo perfettamente. Cosa immaginavano? Hai chiesto. Secondo me immaginavano la stessa cosa che i primi re di Francia, i primi sovrani delle altre realtà medievali, altomedievali e medievali, cioè io governo questo territorio e questo popolo, per cui cercavano un nome per farsi comprendere anche dall'esterno, e questo nome dura fino al 200. Tra l'altro Benedetta Torchitorio sarà in un documento dice ricevo il baculo reale, il baculo dall'arcivescovo, per cui una ritualità regia. Nel 300 un vescovo, il vescovo Saladino di Dolianova, per cui un personaggio di sicuro istruito, chiama Arborea regno di Arborea in atti processuali, per cui in atti ufficiali. Noi dobbiamo sgombrare naturalmente la sala e quindi grazie di essere venuti e buon appetito a tutti. Attenzione tutti un attimo, per cortesia. Buongiorno, vi chiedo per favore a tutti, dopo le scale, di uscire sulla destra. Grazie mille. Buon salone.